sindaco nonché presidente della provincia di Treviso. Prego, sindaco. Grazie Alessandra. Beh, il mio voleva essere semplicemente un momento di conoscenza di Giuseppe in diretta, perché lo ascolto spesso nel mio girare alle ore serali. Però, visto che mi hai dato il microfono, colgo l'occasione per ringraziarti per averlo portato qui a Castelfranco Veneto. Sarà un'occasione bella, importante di viverti in diretta. Ti chiedo solo di non parlare troppo male di Castelfranco Veneto. Per il resto... Non la conosco, per cui è impossibile. Perfetto, allora se vuoi conoscere... Non indirettamente. È bellissima Castelfranco. Sì, l'ho già vista. Perfetto, allora a me basta già questo. Vedo che è molto numerosa la partecipazione e sono sicuro che sarà una serata di divertimento per tutti noi, voi, perché io vado a fare la sfidata della festa dello sport. E con questo augurio... Grazie sindaco, grazie. Grazie a te. Grazie. Enzo, ci sei? Gianluca, vieni anche tu, eh? Dai Gianluca, vieni anche tu, su. Eccoci. Voi avete messo il palchetto, ma Enzo? Ha qualche difficoltà? No. Fight! Vai, Gianluca, vieni qua a moderare un po' di cose, dai. Gianluca Brambilla, un applauso. Ecco. Pantalone rosso. Presento io. Vai, presenta tu, vai. Allora, devo chiedere subito all'amico Cruciani una gentilezza. Questa sera parleremo in modo politicamente scorretto e ogni idea sarà accettata e applauso per favore. E ogni idea sarà accettata perché la lezione che comunque Cruciani ci ha dato in questi anni è che bisogna avere il coraggio delle proprie idee. E difatti siamo qua ad onorare un uomo. Spatalino, un applauso per favore. Enzo, come va la voce? In maniera precaria, ma reggo ancora. Mi raccomando, Martedì sono in ospedale e vedranno se tenermi dentro o se lasciarmi andare. Mi raccomando, si combatte, la voce non deve... no? Va curata, sei tu che ti curi poco purtroppo. È vero, ma la voglia di trascuri. C'è sempre. Ti sei sempre trascurato. È vero. Arrivato alla tenera età di quasi 80 anni. No, 70 per la verità. 70 dici tu naturalmente. No. Io credo che sia il caso, sì, è vero. Io sono del 56, non nascondo niente. Cioè, però arrivato alla tua tenera età bisogna che ti prendi un po' cura di te stesso, mi raccomando. Sarebbe ora. Ho capito, però magna di meno, innanzitutto, magna di meno. Ma io mangio in maniera sconsiderata, diciamo, in orari sconsiderati. Irregolare. Sì, in maniera irregolare non te lo puoi più permettere. Poi, a meno che tu non voglia crepare sul lavoro mentre fai l'opinione, pensa te, morire durante l'opinione. Sarebbe quella una bella morte. Che dici? Sarebbe una bella morte? Gridando fight. Questo sarebbe bellissimo, no? Se tu preferiresti, adesso diciamo la verità, preferiresti morire durante l'opinione o in televisione o addirittura alla zanzara con le vene di fuori davanti a qualche la zanzara, no, facciamo la zanzara, no. Oppure in un letto d'ospedale col catetere, con gli infermieri, sofferente, dilla tutta. Oppure schiattando davanti al microfono, diciamola seriamente. Assolutamente no. La prima cosa, no? Nel mio studio, con la veemenza che mi caratterizza, ha scelto. Direi forza ragazzi. E dunque riprenditi cazzo, perché sennò veramente... Ma non voglio morire a 70 anni, voglio arrivare... Ma ho capito, ma... qualche altro anno. Sì, altri 2-3 facciamoli, no? Almeno 100. Grande Enzo Spatalino, ancora un applauso. Vai Gianluca, vai, introduci tutto, vai. Allora Spatalo, tu hai pronto delle domande, immagino, per Cruciani? E io ti prego... Fammi tu la prima, dai, fammi tu la prima. Così facciamolo carburare. Facciamo carbonara. Io ho in serbo per te tante cose. Lo facciamo risparmiare un po' la voce. Sì. Allora comincio io con una domanda difficilissima per l'amico Cruciani, così gli facciamo riposare la voce a Spatalino. Cosa significa per te essere politicamente scorretto?
Dov'è il fine, il confine del politicamente scorretto? E ti hanno dato dei vincoli alla radio? Questa domanda mi pare una domanda fatta con conflitto di interessi. No, Mi ha cacciato dalla Zanzara perché non lo sapesse. no, perché hai detto una cosa assurda, ma poi anche per fare, cioè, per ogni tanto qualcuno devo cacciare, perché sennò. Non lo sapevo. Questa, te lo giuro sul mio onore. Allora lui ha detto. Non sapevo che tu avessi tanto fatto una roba del Qui si genere. può dire che non siamo alla radio. L'ho cacciato. E tu sei qua. Lui ti ha cacciato e tu vieni Ma qua. perché lui non è permaloso come sono te. venuto qua io. Non è permaloso come te, abbiamo già fatto pace. Ma se tu mi avessi fatto una cosa del genere col cazzo io sarei venuto Ma lo qua. so perché tu sei permalosissimo. Perché Enzo è molto. Viva la coerenza innanzitutto. No, la coerenza è la virtù dei rincoglioniti. e degli No, stupidi. no. Chi non cambia mai idea è un coglione, posso dirti. È un bene raro Ecco, quello questo è- della coerenza. L'ho appena scritto. Siamo sempre di meno, credimi. Non c'è più coerenza. Per questo l'Italia sta andando verso il baratro. Non ci sono più valori. È una società inquinata. Ma cosa c'entra la coerenza con i valori? Sono due cose diverse. C'entra, come se c'entra? Allora, Sì. permettiamo a Spatalino di non gridare. No, ha Se detto- no, povera Che Stella, cazzo fra un po' non dai, sentiamo. Allora, Spatalino, voglio rispondere alla tua domanda. Che cazzo Persino è? gli animali. Appunto. Qualche spia austriaca ha detto vai a rompere i coglioni a Spatalino. C'ho anche le spie austro-ungariche, vedi? Ragazzi, io ho sempre detto che è un genio assoluto. Sì. L'ho sempre detto che è un genio mancato, un genio. Lei stia zitto, non è stato interpellato, vada a fare il culo. Esca da qua. Fatalino, Esca da qua, non mi faccia alzare la voce. aumentata, perciò occhio. Speriamo. Ma chi è che l'ha interpellato questo signore? Quando sarà il suo momento può parlare. Quando Ragazzi, sarà il suo momento parlerà. In questo minuto guardate, mai, dico, mai persona più adatta è stata scelta dagli organizzatori per presentare questo giovanotto. Ma l'abbiamo scelta adesso. Sono io, no, a parte l'amicizia, è un grande. Nessuno, dico, nessuno più di Enzo Spatalino poteva presentare. Ah, quello sicuro. Nessuno, perché? Perché mi rivedo al 99% in questo libro, politicamente corretto. Credetemi, sono battaglie che io porto avanti da 25 anni, prima ancora che lui cominciasse. Al di là di qualche punto sull'egoismo, c'è un po' da discutere se l'egoismo, lui dice che l'egoismo è propedeutico al successo, cioè per fare successo bisogna anche passare sul corpo di tutti quanti. Non ho detto così. Sai, il pensiero è quello. Ma ecco, a parte questo piccolo concetto sull'egoismo, sono totalmente d'accordo con quello che dice Giuseppe Cruciani. Grazie, Enzo, grazie. Mi sono rivisto in lui, ve lo giuro su Dio. Politicamente è un linguaggio maledetto. Ho letto attentamente. Lo so. Dovremmo passare ore intere per sviluppare il tuo pensiero. Non so se me ne darai l'opportunità e il tempo. Mentre Ora no, perché annoieremmo tutti, ma insomma, guarda. ma su alcuni punti, Su alcuni punti, sì. punti, Assolutamente. anche, e anticipo qualche domanda subito, metto le mani Ma avanti. già ne ha fatta una lui, comunque andiamo. Se c'è qualcuno, in aggiunta a quelli che mi hanno chiesto, Enzo, ma è vero che Cruciani si lava una volta alla settimana? Enzo, è vero che Cruciani non si cambia le mutande? E giù di là, vi invito a comprare il libro. La risposta la trovate nel libro. È un motivo più per il libro. Enzo ha fatto un grande spot e lo ringrazio, ma in realtà sulla questione della pulizia sono anni che dico le stesse cose, per cui non c'è bisogno di comprarsi il libro. Se uno dovesse comprare il libro semplicemente per capire se mi lavo o no, eccetera. È vero che io mi lavo una volta a settimana,
o comunque faccio una doccia completa una volta a settimana, al massimo 2 proprio quando vado a correre, quando faccio attività fisica. Le mutande ho sempre fatto, una volta sono stato invitato da Bonolis a Scherzi a parte, dopo uno scherzo che mi hanno fatto, e ero lì in studio da Bonolis e ho detto guarda se vuoi, poi l'hanno tagliata, se vuoi mi sono tolto le mutande, mi ero portato un paio di mutande dietro, ho detto guarda sai come funziona a casa mia, faccio così, butto le mutande per terra, magari per dormire eccetera, prendo le mutande, me le passo sotto il naso, capisco se c'è ancora, se la cosa è ancora fattibile, se non raggiungo il limite che il mio limite è molto alto di sopportazione dell'odore, allora mi rimetto le mutande. È stata la mia tecnica per tanti anni e continua ad esserlo, e per questo dico, l'ho detto anche nello spettacolo, che in realtà è questo libro è un copione del mio spettacolo un po' ampliato. Io sono il vero simbolo degli ambientalisti, perché io sono uno che risparmia l'acqua, cioè risparmia l'acqua, risparmia il sapone. Il capitolo... Sono un grande risparmiatore, dunque sono il simbolo trovare dell'ecologismo. No wash, non lavare. A pagina 148 del libro. Ok? Grazie. A memoria l'hai imparato! Mi hanno invitato. Sì, è molto scrupoloso. Cioè, io ecco. Tu studi le cose, diciamo la verità. Tu le cose quando le studi. Esattamente. Cioè, anche sulla questione LGBT, tu studi da morire, no? Vi consiglio di seguire quello che ha scritto sul mondo LGBT. Le sue sono le mie idee. Collimano alla grandissima. Adesso non esageriamo. Poi dopo quello che è successo a Padova, non in tutto. mi hai mandato quel bel... Sì, che è successo a Padova? Domani ti menzionerò. Benissimo, che è Ti successo? darò ampio risalto. Che è successo a Padova? Mi hai mandato tu quel contributo? Sì, vero. Con 2 giovanotti Che si baciano lingua in bocca. Durante E io mi Gaeta. vergogno, ma d'altra parte a Padova abbiamo una giunta. Mi dispiace solo una cosa, Dimmi. che è una giunta capitanata da una brava persona che non capisce un cazzo di politica, Sì. Sergio Giordani, Sì. cui sarò sempre riconoscente perché ci ha portato in Serie A. Io una volta seguivo il calcio a Padova. Qui abbiamo un ex giocatore del Padova che mi ha fatto sognare, e anche del Venezia. Vi prego di tributare un applauso a Pippo Maniero, indimenticabile centravanti bianco scudato, e qui con la moglie e con i 2 figli. Ciao Pippo, grazie di essere qua. Allora, io non è vero che la penso come te sul mondo LGBT, stai dicendo una falsità enorme. Io sono un po' più sono un po' più raffinato di te da questo punto di vista. Devo dire, tu sei molto più brutale, cioè tu non sopporti per esempio che 2 persone si bacino in piazza, si bacino pubblicamente. Ma non esiste. Io sono molto che lo più... facciano in separata sede. Io sono molto più tollerante di te. A me Ma non perché mi hai mandato ieri, mentre mangiavo una pizza, mi hai mandato questo contributo? Io che ne so che tu stai mangiando. Ad alimentare la mia attenzione. No, ti ho mandato questa cosa perché tu ne parlassi poi nelle tue trasmissioni. E domani lo farò. E appunto perché menzionando anche la fonte. Vabbè, ma non c'è problema. Io ti ho dato questa cosa che è una fonte, diciamo, abbastanza comune. Ma figurati per Padova, che vergogna. Vabbè, ma perché che vergogna? Perché devi essere così intollerante? Non capisco che problema ci sia tra 2 persone a girare per strada. Posso dirti una cosa adesso? A girare per strada, ma non a baciarsi in bocca, dai. Adesso ti spiego come la penso. Io sono a favore, così completiamo un pensiero logico, altrimenti ci divertiamo e basta, e che va benissimo. Io sono totalmente a favore del matrimonio omosessuale, del matrimonio tra 2 persone dello stesso sesso. Ecco, io invece non sono Aspetta, d'accordo. fammi finire però. Sono totalmente a favore del matrimonio tra 2 persone dello stesso sesso, che per me si dovrebbero sposare esattamente come 2 persone eterosessuali. Sono totalmente a favore dell'adozione, per carità, a te fa ribrezzo questa cosa. Io invece sono totalmente a favore dell'adozione omosessuale, che non c'è in Italia, ma c'è in altri paesi. Comunque c'è l'adozione fatta successivamente, adozione fatta da una persona che può diventare anche successivamente il suo partner, può diventare padre o madre del bambino o della bambina. Nello stesso tempo, pur essendo a favore di tutte queste cose, la sinistra per esempio è a favore ma non fa un cazzo per realizzarle. Hanno fatto, è vero, le unioni civili, Renzi ha fatto le unioni civili ed è stata una bellissima riforma, una delle poche cose buone che ha fatto Renzi, ottima, solo che ci sono pochissimi casi in percentuale, ma le riforme si fanno, i provvedimenti di legge si fanno anche per le minoranze, dunque va benissimo secondo me. La cosa che è insopportabile
non è che sono diventato filo gay all'improvviso. La cosa che è insopportabile è il fatto che ti attribuiscono la patente di omofobo qualsiasi cosa dici che è contraria all'agenda LGBT. Questo mi fa schifo, questo è intolleranza e questa è pura intolleranza. Non ti dico quello che dicono nei miei confronti. Aspetta un attimo. Che cos'è che è intollerante? È intollerante il fatto che se tu dici per esempio che noi siamo qui presenti, tutti noi qui, perché prevale fondamentalmente l'eterosessualità e che il mondo non andrebbe avanti senza l'eterosessualità, ti dicono ah beh no, però non puoi dire una cosa del genere, sei intollerante, sei arretrato, sei medievale, eccetera. Se non dici per esempio che lo Stato deve sostenere principalmente la famiglia uomo, donna e figli, se non dici questa cosa sei considerato omofobo e dunque ti danno in fronte il timbro di omofobo e ti dicono che devi cambiare, che le famiglie sono tante, eccetera. Io sono un po' libertino, certamente non sono uno fissato con la famiglia tradizionale, però c'è una verità che non può essere messa in discussione, cioè il fatto che il mondo va avanti se esiste una famiglia formata da uomo e donna con i figli. Non c'è un cazzo da fare, questa è una verità incontrovertibile, che anche i più libertini, quelli più libertari, eccetera, non possono che accettare così. Purtroppo se dici viva la famiglia tradizionale, viva la famiglia padre, madre e figlia, oggi sei considerato arretrato, medievale, omofobo, una sorta di persona da fascista, razzista, eccetera, discriminatorio nei confronti dei gay. Nessuno vuole togliere diritti a nessuno in Italia. Solo che è insopportabile il fatto che ti considerino omofobo semplicemente perché non la pensi come loro. Questo Sentiamo Spatalino adesso. Per fortuna che c'è il nuovo pontefice che è dalla parte nostra in qualche maniera. Adesso non esagerare. Rispetto a Papa Francesco. Ti sei già fatto un alleato così indirettamente. Beh, chiaramente. Poi Cioè, avrà sentito qualche cosa di Spatalino, Papa Leone? qualche opinione. soffiata. Aspetta. Votiamo. Allora, chi è d'accordo con Cruciani alzi la mano? Chi è d'accordo con Spatalino alzi la mano? Ho capito, però non è la stessa. Il numero, devo dire che non è Però un po' posso a favore dirvi- di Cruciani. Però posso dirvi una Lago cosa. è un po' a favore di Ma Cruciani. ragazzi, ma non ti può dare, cioè, la questione che tu dici, Enzo, che ti fa schifo vedere due persone Non che è si una mia baciano. iniziativa, è la sua. Allora, due persone che si baciano per strada, ma che ci frega? Ma qual è il problema? Che se due persone si baciano per strada, che cos'è che ti ribolle? Cos'è che ti fa andare ai matti di questa cosa, Enzo? In Non maniera capisco. lapidare dico solo che mi fa schifo, mi fa senso. Ho capito, Tu mi perdonerai ma se non dico puoi che vedere proibire. due uomini per la strada che si baciano. C'è un senso di Vabbè, ma d'accordo, nausea, ma di questo qua io non sono d'accordo, però non questa sono- non è omofobia. Molti dicono che questa qua è omofobia. È semplicemente il fatto che a una persona gli fa schifo vedere un'immagine di questo tipo. Molti invece vorrebbero che questo fosse addirittura reato, che se lui, vi ricordate? Cioè Zan voleva che se uno come lui diceva magari un altro di buono che te lo raccomando, Alessandro Vabbè, Zan di calma, Padova. adesso non esagerare, perché ti devi beccare querele? Che cose? sfortuna, no? Non ho detto No, appunto dico. Dico Padova si distingue. Ma- Padova si distingue. Ha il suo bacino elettorale anche Zan. Ha il suo Purtroppo, bacino elettorale, perché purtroppo? Insomma, tu sei se non esistessero i sinistri, se non esistessero questi qua, non esisteremmo manco noi che ci opponiamo a questa roba qua. Giuseppe, tu sei giovane. No, non sono giovane così. Ricordati che Sono più vecchio di Pippo Maniera. alla luce di quello che sta accadendo, i veri fascisti rossi sono quelli di sinistra che ci impediscono. Fascisti, non rossi, dici rossi già. Ma sono i fascisti rossi. Ma io lo so meglio di te, ma lo vivo sulla mia Ci pelle ogni impediscono giorno. di essere noi stessi. Ma quello io lo vivo sulla mia pelle ogni giorno, non ti preoccupare, lo so benissimo. Sto dicendo semplicemente che il tuo disgusto nei confronti di certe scene è una tua cosa personale, bene, non deve essere sanzionata in nessun modo. Ma tu chiedi qua i presenti. Qualcuno lo voleva sanzionare, ma i presenti se ne fottono. No, I presenti se ne fregano se due persone si baciano per strada. Voglio vedere. Ma perché no? Votiamo. Allora, visto che ieri c'è stato... Come la pensate, Dio santo? Siate onesti, coerenti! Non abbiate paura! Mostrate le palle! Io lo sapevo che finiva così. Dopo, ragazzi, io lo capisco, Antonio è nella sua città natale, Padova, natale tra virgolette di adozione, ieri c'era, o forse anche oggi, il Gay Parade, Ma giusto? qual è il problema? E questo, Lui non sopporta ma il Gay Pride. probabilmente lui vive con molta... Se dipendesse da me non darei l'autorizzazione, ma siccome siamo
in un clima democratico, è giusto che anche loro abbiano le loro giornate. Beh, Loro, perché dici loro? Sono persone come gli altri. Cioè. giornate quelle che si danno al Gay Pride. Sicuramente Allora, lì non mi vedrai mai. sei sicuro? Votiamo. Assolutamente, è l'ultima cosa che farei, neanche sotto tortura, se mi trascinassero andrei là. Allora, Votiamo ragazzi, votiamo. Allora, chi prova disgusto nel No, vedere due uomini che si baciano? Alzi la mano. Chi non prova disgusto vedendo due uomini, devo dire che anche qui abbiamo raggiunto Sei in sostanzialmente minoranza, no, Sei in beh, minoranza. o di poco, Sei in minoranza. però di meno di quanto si possa Ma credere. ragazzi, allora posso dirvi una cosa? Viva la democrazia. Per fortuna il disgusto, lo schifo non sono. Qualcuno voleva che fossero considerati reati, fosse considerato. Aspetta, qualcuno voleva che fosse così. Per fortuna uno può provare schifo e disgusto per qualsiasi cosa, anche per questo qua in prima fila, anche per questa, anche per lui, anche per lei, ma questo non vuol dire nulla. Io penso che la libertà di chiunque di andare per strada e manifestare, ovviamente poi nei limiti della legge, sia qualcosa da garantire sempre. Penso anche che il Gay Pride sia un qualcosa di superato dal punto di vista, diciamo, della proposta politica, perché non c'è più nulla. Cioè, qual è il diritto che manca? Perché qui siamo nella patria dei diritti. L'Italia è la patria in cui ognuno reclama il diritto. Ognuno reclama il diritto di qualche cosa. Solo noi non possiamo parlare, solo noi non abbiamo diritti. Tu Chissà parli perché. ogni giorno in televisione, che dici? No? Noi possiamo parlare e spesso ci rompono i coglioni per quello che diciamo, che sono due cose diverse. Parlare si può, ma in realtà poi Ti dico quello che mi scrivono, le minacce. Però ti dico, la cosa più preziosa che abbiamo è la libertà di espressione, e questa qua la dobbiamo garantire soprattutto a chi non la pensa come noi. E dunque io, per esempio, su molte cose che dicono le Gay Pride sono anche d'accordo, come sai. Trovo insopportabile che siano diventati spesso gruppi di fanatici intolleranti, che non tollerano la presenza di persone che la pensano diversamente tra loro. Lo dico apertamente, ed è per questo. Tu devi sapere una cosa che vi confesso: io tempo fa avevo un rapporto di amicizia, naturalmente non fraintendete, anche con molti esponenti importanti di punta del mondo omosessuale, e tra questi anche Vladimir Luxuria, con cui abbiamo una conoscenza da tantissimo tempo, da prima della mia presunta, o di qualche piccola mia, no, di Mi qualche. sono meravigliato di qualche tua cosa pruriginosa. No, adesso ve la racconto perché ne libro. Allora, Vogliamo la verità. adesso Vorrei che tu fossi più chiaro al riguardo. sì, ma non fuggo a questa cosa, perché un po' l'ho scritto, un po' ve lo posso raccontare. Allora, quando io ero ragazzo, prima di venire a Milano, tanto tempo prima di andare a vivere a Milano, ero residente a Roma e frequentavo ogni tanto la movida romana, che all'epoca era ristretta a pochi locali. Ma ti parlo di quando avevo 20 anni. Ti sei innamorato anche di uno di colore, mi sembra? No, assolutamente no, non c'è questo, lo dici tu adesso per provocarmi, no. Avevi letto? No. C'era uno di colore che Non era attirava. di colore. No, è diverso, non era di colore, ti sbagli. Hai confuso. Era un uomo. Era un uomo, sì. E andavo ogni tanto, ma ti dico anche il motivo, andavo ogni tanto alla Mucca Assassina, che era un locale molto trasgressivo a Roma, che all'epoca adesso è, diciamo, in zona Ostiense, se non sbaglio. Prima era vicino al Vaticano, addirittura poi il Vaticano fece delle pressioni per spostarlo. Affittavano un locale che in realtà era un cinema, che ogni lunedì, se non sbaglio, addirittura la domenica, si trasformava appunto in Mucca Assassina. Questo locale era ovviamente pieno di persone trasgressive, soprattutto omosessuali, ma anche transessuali, persone che stavano avviando la transizione. Io perché ci andavo, ti domanderai, no? Cioè, uno spadarino non si potrebbe mai trovare in quel posto lì, in un locale come quello, diciamo, no? Improbabile. Improbabile, no, direi quasi impossibile. Io, che sono invece uno curioso per natura, e ti dico solo curioso per natura. Fai bene, sono io che sbaglio, eh? No, per carità. Curioso per natura, frequentavo lì, ma per un motivo molto semplice, perché era più facile rimorchiare le donne, perché non c'erano solamente omosessuali, c'erano anche donne, cioè non è che ti chiedevano all'ingresso se eri omosessuale, gay, finocchio, ricchione, chiamateli come volete, tanto qui siamo in un posto dove si può dire di tutto. Dopo qualcosa di anche sui froci, ricchioni. Sì, assolutamente. Puoi dire quello che vuoi, qui non c'è problema. Al massimo il sindaco non ci farà più venire qui la prossima volta. Ma ci sono le registrazioni, ormai c'è tutto, guarda, non si può sfuggire a nulla. Allora andavo lì perché era più facile rimorchiare le donne.
E dunque spesso tornavo a casa, cioè, e soprattutto quelle che andavano lì erano le più trasgressive di tutti, erano quelle più, diciamoci la verità, più porche. Cioè, era così la realtà, cioè, erano persone che andavano magari anche con altre donne, dunque era una specie di Bengodi assoluto là. A 20 anni incontravi persone completamente trasgressive, io ero un ragazzino completamente alle prime armi, rincoglionito, andavo lì e trovavo delle idee del sesso, per cui, e andavo con le donne. Frequentando quel posto, a un certo punto, una di queste sere mi ero, non dico invaghito, perché invaghito no, ero rimasto colpito da un signore che assomigliava... Lo scrivi, lo fai capire. Assomigliava un po' a Freddie Mercury, mi ero immaginato cosa potesse... Non mi veniva il nome. Ecco, non era un nero, era Freddie Mercury. Però avendolo letto, non puoi pretendere. A meno che tu non immagini che Freddie Mercury fosse nero, ma non credo. Però fai riferimento a qualcuno anche di colore. Ma che no, c'era. non c'era nessun riferimento di colore. Dopo vado a vedere. Perché tu hai questo Vado a vedere. Vabbè, vai a vedere. Comunque, può essere uno, adesso non me lo ricordo. E allora, non è il libro di Vannaccio, appunto. Allora a un certo punto che succede? Succede che c'è questa, dice, mi immagino quello che poteva accadere con questo qua, dice, se provassi cazzo, cosa potrebbe accadere? Mi immaginavo queste cose qui. Brutta esperienza. No, non lo so, adesso brutta esperienza, non lo puoi sapere, per cui che ne vuoi? Che ne sai? Ci manca solo quello. Te lo immagini cosa puoi? No, non lo voglio neanche immaginare. Ti voglio far andare a casa con questa immagine stanotte. Però io invece me lo sono immaginato. Dammi un'altra immagine. No, lo so, per carità, tu lo so che ami la cosiddetta pucchiacchia in napoletano. La cosa più bella del mondo. Sì, assolutamente. Siamo tutti d'accordo. Quello pure io, per carità di Dio, ma pure io. Non c'è nulla. Tu lo sai quanto sono appassionato io Tu sai che io sono un cesellatore. Sì, ma perché lo sappiamo. Ultra cesellatore. Ultra, della vecchia guardia. Della vecchia guardia. Per me è un rito, è un rito. Però non entriamo adesso in questo dettaglio che farebbe scandalizzare. Quindi poi magari ci torniamo. Allora, insomma, rimango affascinato da questo qua e io non ho visto una persona più coccolata al mondo e più riverita di Enzo Spadalino a 80 anni. Cioè, era fino a poco tempo fa 70. Eri uno sfigato assoluto. L'anagrafe ha Eri uno sbagliato sfigato l'anagrafe. del giornalismo padovano, sfigato per modo di dire, diciamo tra virgolette. Qua sbagli. Un mezzo. Dai, questa è la realtà, dai, Che su. tu mi hai dato visibilità No, ma io ti ho creato, è diverso. Quando No, ho creato da quello che sei adesso, ma io ne sono orgoglioso. Allora di a Pippo Maniero 30 anni fa chi ero io qua. Ho capito, però qua, sì, qua però. Sì, nel Veneto. Ho capito qua, ma nel Veneto, nemmeno troppo nel Veneto. Qui, io ti ho fatto andare a Blob, puoi andare ovunque. È vero, questo è vero. E che cazzo, ti farò invitare da Atreyu, cazzo! Ieri ero da Forza Italia, ieri ho portato Fedez a Forza Italia e oggi sto qui con te. Ma vi rendete conto quello che faccio io, ragazzi? Che cazzo ha messo sta roba? Adesso me l'avete fatto scaldare. Porca puttana, chi è che si è inventato sta puttanata? No, tu ti sei inventato sta roba qua. Ma che cazzo ti è venuto in mente di fare un palco qui, porca troia? Siamo tutti siamo tra di noi, eccetera. Cioè, io ieri ho portato il tuo... no, so che non lo apprezzi particolarmente. Cioè, io navigo alto e basso. Alto per modo di dire, che spesso l'alto è un finto alto. Sono non loro, quelli di ieri. In generale, quello che è alto spesso sono delle teste di cazzo a livelli mondiali. Cioè, ieri io sono andato con Fedez... Ma perché l'hai portato là? Ma non ti preoccupare, adesso quello è un altro discorso, magari dopo lo spiego. Non è che l'ho portato io, c'è stato tutto una roba negli ultimi mesi con Gasparri, abbiamo creato una trattativa diplomatica. Comunque siamo andati io e lui ieri qui e oggi sto qui accanto a te, che sei considerato cioè tu ti rendi conto di che cosa sono io, no? Posso andare in alto e in basso qui da te. Mi devi portare, sai, mi devi dare una chance. Sì, che cosa? Sì, se non crepi prima, no, riparati bene la voce, riparati, no, l'aria che tira puoi andare, no? Alla 7 da Parenzo. Sì, alla 7 da Parenzo. Dimmi la verità, il tuo sogno qual è? Andare alla 7 da Parenzo, in collegamento. È l'ultimo dei miei desideri. E dove vuoi andare? Da Del Debbio? Tu lo sai, Da Del Debbio. te l'ho detto tante volte. Da Del Debbio. Vorrei avere una mia grande serata lì. Da Del Debbio, sì, ho capito, però Non starei muto. una tua serata. E nonostante- Addirittura, non è che uno può fare la tua serata, cioè una tua serata. Dire alla mia maniera quello che penso.
Sì, ma ci sto lavorando, non ti preoccupare. Però devi rimetterti a posto la voce. No, non fare. Chi è lo scettico che dice sì, ma che cazzo ne sapete voi? Io ho creato le situazioni più incredibili, ma adesso è un problema se riesco a portare lui. Non credete che io possa riuscire a portare Spadalino del Debbio? Non vi preoccupate, che ce la farò. Costi quel che costi. Del Debbio Bravo. sarebbe di tutto per evitare che io potessi. Ma che ne sai tu? Lei sai. Ieri ho visto uno strepitoso intervento di Paolo Del Debbio al congresso dei giovani di Forza Italia e il filosofo Paolo Del Debbio, che ha affascinato la platea col suo fare sornione, con le sue citazioni, molto diverso da Spadalino, diciamo la verità, come personaggio, no? Questo lo riconosci, professore universitario. Siamo agli antipodi. Beh, non esagerare, gli antipodi, parlava in maniera molto Lui ecumenica. ha una dote che io non ho, lui è Ecumenico, diciamo, ecumenico. Ecumenico, è anche molto moderato in alcuni momenti. quello che non ho io, Quello che hai tu. altrimenti avrei fatto tanta più strada nella No, mia ma vita. adesso non ti buttare giù. Per cui ho visto là e a un certo punto l'ho proposto come sindaco di Milano, perché è perfetto. Il centrodestra sta cercando un sindaco a Milano. Un sindaco. Sicuramente farebbe meglio di Sala. Quello è poco ma sicuro. Quello è poco ma sicuro. E io ho detto, ragazzi, avete un candidato in casa. Perché è stato molto più applaudito di qualsiasi politico, ma vi assicuro molto di più, quello accade di frequente naturalmente perché è lontano dalla politica. Poi quando diventi politico, quando un giornalista entra in politica, viene trattato esattamente come gli altri, cioè spesso a pesci in faccia. Ma lasciamo perdere, è il motivo per cui io, nonostante il fatto me l'abbiano proposto 1000 volte, non l'ho mai fatto. Primo perché si guadagna molto meno, perché questa cosa qua i politici sono dei privilegiati. Posso dirti una cosa, è una grande cazzata. Cioè i politici non è vero che sono privilegiati, non guadagnano un cazzo, sono esposti, gli fanno un culo così, gli vanno a rovistare pure i peli del buco del culo. Guardate i sindaci guardate che non guadagnano un cazzo. I sindaci, Io ieri ho proposto a Forza Italia, sono stato applaudito, andate a vedere il filmato, magari domani lo metto alla radio, lui l'ha visto, io ho proposto che i sindaci, che sono molto esposti, devono guadagnare 20.000 euro al mese. Il sindaco, almeno quello di Milano, naturalmente non quello di Castelfranco, mi scusi, quello di Castelfranco si può accontentare di meno, ma il sindaco di Milano, di Roma, di Torino, di Napoli, che oggi sono tutti di sinistra, come sai, purtroppo. Milano, purtroppo vincono le elezioni, ti devi arrendere a questa cosa. La sinistra ogni tanto vince le elezioni, non c'è un cazzo da fare, vince le elezioni, spesso anche con merito, spesso anche con merito, perché candidano, che il centrodestra candida delle persone improponibili, delle facce improponibili. Comunque anche per colpa di tanti personaggi. Noi abbiamo perso per esempio Verona, città notoriamente di destra, abbiamo perso Vicenza, si sono divisi, abbiamo perso Padova, si sono divisi, colpa dei vertici. Lì a Padova è successo un casino con quello che si è dimesso, a un certo punto Verona ci fatto fu una fuori lite all'interno. fra Tosi e Sboarina, non si sono messi d'accordo. Vabbè, ma adesso non restiamo su cose venete. No, ma per dire, il Veneto tendenzialmente è di destra, gira a destra. Dipende, alcune città hanno una tradizione di sinistra. A Padova, come sai, ha governato uno di sinistra per tanti anni, per cui non è vero che ha una tradizione. Alcune città ha governato anche la sinistra a lungo, no? Non diciamo cazzate. Come regione. Adesso rischiano di perdere in Veneto per cazzate loro interne, perché non vogliono ricandidare Zaia, che è l'unico che ha il consenso. Cioè, perché pensano di vincere con chiunque. Vediamo se riescono a vincere con chiunque. La cosa assurda è che, diciamo la verità, in questo sono andato un po' contro la Meloni. Se ci fossero, è a favore di Salvini in questo caso, anche se poi Salvini non è che fa questa battaglia. Adesso faccio questa piccola parentesi noiosissima della politica. Sapete che c'è questa storia del terzo mandato, no? C'è questa storia ridicola per cui non vogliono che ci sia un terzo mandato e dunque non vogliono sostanzialmente ricandidare, come probabilmente sarà, né quello del Mi sembra giusto, perché né quello del Friuli, che è bravissimo. Le regole vanno rispettate. Sì, vabbè, questa è una cazzata. Le regole, e il Veneto pure. La realtà dei fatti è questa, che vediamola al contrario. Se ci fossero stati 2 governatori di Fratelli d'Italia, secondo voi Fratelli d'Italia avrebbe fatto lo stesso tipo di ragionamento? Col cazzo, avrebbe detto sì, il terzo mandato si può fare perché hanno governato bene, hanno il consenso, eccetera. Ma qual è il problema se uno governa 10-15 anni, se ha il consenso del territorio? Mica una satrapia, ci sono tutte le regole democratiche per opporsi, eccetera. Se Zaia ha il consenso, governassi in Veneto per altri 5 anni, a sti cazzi. Giuseppe, se Federica ha il consenso, governassi altri 5 anni, ma chi se ne frega? La gente vuole i candidati di cui si fida. Se la gente ancora si fida di Zaia e quello vuole continuare a fare il governatore del Veneto, che è una iattura, secondo me, io non lo farei mai nemmeno per tutto l'oro del mondo, continuasse a fare il governatore del Veneto. Ma chi se ne frega dei 2, 3 mandati, 4 mandati, ma vaffanculo. Tutte cazzate della politica di lotta al loro interno, perché ti ripeto,
Fratelli d'Italia, se fosse al contrario, se ci fossero due candidati loro, anzi due presidenti loro, direbbero di sì. Questa è la realtà dei fatti. Dai. Prima mi Vabbè, sono dimenticato di andiamo. dirti, parlando del mondo LGBT, Che c'ha il mondo che è un fenomeno preoccupante, Qual è il fenomeno preoccupante? perché ci troviamo di fronte ad una vera e propria dittatura del Sì, mondo LGBT. del linguaggio, diciamo. Vai. Comandano loro. La parola vuoi parlare della parola frocio? Ecco, e poi mi devi dire qualcosa anche Di che? Dimmi. di queste donne. Di che? Donne che... Ah, non ho finito il racconto là del tizio. Però. Sì. Ho avuto questa fascinazione per questo signore qua, ho pensato, ci siamo scambiati i numeri di telefono e poi non è successo un cazzo. Ho avuto una specie di attrazione gay, attrazione homosex, caro Enzo. Ero attratto da un uomo. Perché mi guardi in questa maniera? Ma perché ognuno di noi ha un'anima bisessuale in fondo. È inutile che tu non la voglia riconoscere questa cosa qua. Ognuno di noi dentro di sé è un po' Ma bisessuale. perché queste cose Ma non le ho questo mai lo dico- provate? Perché queste cose io non le ho mai provate? Ma non le hai provate perché, perché, Io non ho stato- perché hai represso la tua parte omosessuale. Perché l'hai repressa, ma ce l'hai la parte omosessuale. Ma certamente ce l'hai. Ognuno di noi ha qualcosa. Poi ce lo reprimiamo, non ci facciamo caso, eccetera. Guarda, io rispetto i gay, Sì. però a volte mi interrogo e dico, ma cosa c'è di più bello? Chiedo scusa, Ma quello della certo, figa. ma quello pure io. Quello pure io, caro Enzo, ma che c'entra? Ma quello, Trovi una cosa più bella della figa? Poi a Napoli ci va Pucciacche, c'è quello d'accordo, però qualcosa di particolare, di sublime. Come fa la gente a farsi inculare? Non lo so. un applauso! No, posso dire una cosa? Con tutto il rispetto, con tutto il rispetto Sempre per col quelli che massimo, si col fanno massimo inculare. del rispetto, sempre col massimo del rispetto. Però posso dirti una cosa, questa tua frase, come fanno a farsi inculare, che è una frase detta in maniera scherzosa su cui tutti noi ridiamo, Sì, no? Spesso viene considerata anche questa omofobia. Cioè, capisci qual è la follia, Infatti no? mi chiamano omofobo, Ti chiamano omofobo? Sì, ma oddio, adesso non è che... ma non lo sono. Però... Sono critico, aspro critico. No, non è vero, non sei su quel io mondo scherzo, che non ma mi appartiene. Non sei omofobo. Aumentano sempre di più, ahimè, No, purtroppo. aumentano sempre di più. Questa ti devo contestare questa cosa. È una grande Aumentano sempre di più. È una cazzata. È un fenomeno inquietante. È una cazzata fenomenale, è una cazzata. Ma non può, che vuol dire aumentano? Anche questo non è possibile che dice aumentano. Cioè, come fanno ad aumentare? Che vuol dire? Che c'è un'epidemia? Cioè, non è mica un virus. C'è un'inflazione di gay. Sì, cioè, ti dice aumentano, ma perché? Per la società, per i programmi in televisione, perché parlano sempre di più, eccetera. Cioè, nel senso che una serie di si insinua considerazioni. il virus gay all'interno delle famiglie, dici, no? A te poi ti fa andare ai matti una cosa, l'insegnamento nelle scuole. Non me ne parlare. Sai che ne ho parlato nelle mie trasmissioni. Lo so. Dove sta Vado scritto? sempre in onda. Io ho la collezione. Se tu vai dentro il mio computer, caro Enzo, ti voglio confessare una cosa. Vado dentro il mio computer, la prima cosa che esce è cosa ha detto Spadalino ieri? Cosa si può mandare in onda? Tu fai l'1, fai il 2, fai il 3, fai il 4, fai il 5, fai il 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. E poi io le metto perché Parenzo reagisca. Cioè, la mia tecnica è questa: metto in onda queste cose e Parenzo reagisce. Tu mi chiami e mi dici basta, hai capito? Mi ha detto che sono un coglione, ma che ti deve dire quello? Perché io quando parlo nelle mie trasmissioni critico, ma non ricorro a espressioni. Ma no, perché non puoi, perché ti chiuderebbero la trasmissione dopo poco, per cui il tuo editore... Perché lo fa? Ma lui lo fa perché... Lui deve ma se io non l'ho vabbè, ma denunciato. questo lascia... E qui ci sono i miei social media manager. Cosa? Sono Ma tu ne dici di tutti i colori e tu vuoi denunciare, capisci la follia? su, Parenzo mai. Io lo chiamo Topo Gigio e basta. Va, capito, dai. Ne hai dette due. Topo Gigio? No. Allora, No. Dico che è Ebro, bravo, Ebro. sì, allora, è un gioco di parole, Ebro, dai, è un gioco di parole, Ebro. Sì, è un gioco di Ma parole, mica è dai. un'offesa, Ebro. Ma no, per carità, non è un'offesa, però È il più comunque... raccomandato del mondo. Questo è gravissimo, Sì. questo è grave. Come? Questo è grave. Dov'è il reato? Dopo, ci Se può dici- essere, ci Se potrebbe essere. dicessi da chi? E lui aspetta. Ogni tanto mi Ma dice, non ma aspetta, da non chi? gliene fotte un Da chi? cazzo.
Se io dicessi non a gliene chi era foto- comandato. Però posso dirti una cosa, guarda, allora la questione dei tribunali, andare a fare i processi è una delle cose peggiori che ci possano essere. Innanzitutto perché tu entri imputato, entri diciamo querelante, esci spesso imputato. Cioè i tribunali italiani sono una caienna che tu non hai idea, io ci navigo ormai da tantissimi anni per le querele, diffamazione e quant'altro, sono pieno, sono stato pieno, adesso stanno diminuendo per fortuna, qualche volta uno fa delle transazioni per evitare dei casini, però fai delle transazioni spesso per delle cose assurde. Cioè una volta noi abbiamo fatto una transazione, pensate un po', con un medico, tanti anni fa, tra l'altro difeso da un famoso avvocato che poi è diventato deputato della Lega. No, ragazzi, ma perché volete sapere tutto? Non rompere il cazzo. Allora, questo qua era uno che aveva detto che aveva scritto un articolo sulla Verità in cui diceva che i figli dei divorziati, i figli delle persone divorziate, sono più a rischio cancro. Ragazzi, allora io ho fatto leggere questa cosa a Parenzo, siccome siamo tutte e due, abbiamo tutte e due dei figli e siamo divorziati, siamo separati tutti e due, e allora gliene abbiamo dette 2 o 3, questo è un coglione, ma senza nemmeno nominarlo, un cretino, ma questo imbecille cosa ha detto, dunque i nostri figli sono più a rischio cancro rispetto ad altri, eccetera. Era uno studio svedese, una minchiata colossale. Cioè, sai questi studi così? Perché le tensioni all'interno della famiglia potrebbero far nascere, da qui nasceva la cosa. Questo tizio ci ha querelato per questa puttanata, in realtà ci ha chiesto di rettificare, noi non l'abbiamo fatto, vabbè, insomma, alla fine ci ha querelato e abbiamo dovuto fare una transazione, gli abbiamo dovuto dare, non mi ricordo, 2, 3.000, 4.000 euro per togliercelo dai coglioni. Cioè, pur di non arrivare, ormai guardate che è una moda, ma alcuni di voi lo sanno benissimo. Cioè ormai voi vi querelano e poi vi chiedono subito i soldi, anzi prima ti mandano la diffida eccetera, è pieno. Una volta gli animalisti facevano così, gli animalisti cosa facevano? Andavano a vedere altre categorie eccetera, tutti gli insulti che ricevevano online, ne prendevano 20, riuscivano a rintracciare gli ID e mandavano lettere dagli avvocati di diffida dicendo tu mi hai infamato, se non vuoi avere guai facciamo una transazione. E molte persone se ne fottevano giustamente, altri non se ne fottevano e per togliersi dalle balle uno magari gli davano 2.000 euro, ma tu raccogli 2.000 euro, 2.000 euro, 2.000 euro, alla fine fai i soldi. Tutto questo per dire cosa? Mi sono scordato. Ma tutto questo per dire che tu che minacci di querelare David è una cosa ridicola. Lui è in trasmissione e te ne dice di tutti i colori, anche in tua assenza. Sti cazzi, ma che te ne frega? Lascia perdere. Voi siete d'accordo sul fatto che dovrebbe lasciar correre, sì o no? Sì. Che cazzo, dai. Lui non ha dato pubblicità a un evento, dovete sapere, qualcuno sicuramente non lo saprà, che quel raccomandato di Ferro mi ha querelato nel 2019. Perché hai detto perché hai ospitato uno che parlava male degli ebrei e tu quando parli Non ricordarmi di quella serata. Un pensiero per Mauro di Mantova, per favore. Mauro di Maurone. E poi tu dici Mauro di Mantova. Io devo Mauro da Mantova, dici di Mantova. vabbè. Comunque, vabbè. Okay, di Mantova lui. Comunque. Allora, Mauro da Mantova, per chi non lo conoscesse, perché magari non tutti lo conoscono, è stato un personaggio iconico della Zanzara per tanti anni. Devo a lui, devo a Mauro di Mantova se adesso sono qui con Cruciani. No, non esageriamo, dai. No, perché sono andato via da Telecittà, sono andato a Prima Free, se non fosse stato per quella serata particolare. Io l'ho conosciuto molto tempo prima di conoscere Enzo, era uno che interveniva anche in altre radio, poi noi l'abbiamo fatto nostro e per tanto tempo è stato, anche allo Zoo interveniva ogni tanto con dei messaggi. E Mauro era un personaggio straordinario, un personaggio completamente fuori di testa, diciamo, secondo i canoni tradizionali del vivere comune, anche bastava vedere dove vivesse, i video che faceva, come viveva, le relazioni che aveva. Però io che sono libertario me ne fottevo, diciamo, di queste cose e lo facevo intervenire dicendo le cose che oggi per esempio non si potrebbero nemmeno dire. Diceva qualsiasi cosa sugli ebrei, una volta disse io ho passato mezzi guai, insomma un po' di guai, siccome lui era di Mantova appunto e c'era Colaninno, era mantovano. Qualcuno si ricorda l'episodio di Colaninno e lui sosteneva che uno dei Colaninno, non mi ricordo se fosse andato con la macchina, era con una signorina e fosse andato dentro un canale, non mi ricordo, cioè, ce l'aveva con tutti questi potenti dei benedetti, Colaninno, eccetera, eccetera.
e ne diceva di tutti i colori, però siccome era un ascoltatore fondamentalmente, diciamo, non rilevante, nessuno gli dava retta, o comunque nessuno si incazzava, dunque noi lo ospitavamo, diceva le peggio cose sull'universo mondo, e poi aveva come nemico Parenzo, era il suo nemico giurato, diciamo la verità, no? Avevate questa cosa in comune che vi rendeva, diciamo, Che ci accomunava. che vi accomunava, e per cui odiava Parenzo, la sinistra, eccetera. Però quella sera tu l'hai fatta grossa, eh? Vabbè, ma quella sera ormai è inutile che la ricordiamo, se no passiamo tutta la notte a No, ricordare perché mi è quella sera. costato una querela e tu non hai fatto Ma niente. quella querela io non posso impedire alle persone di fare le querele, ho detto di non farla, più di questo non potevo fare, non è che Però- posso bloccare le persone però- mentre vanno in tribunale o dagli avvocati. Giuseppe, io ti voglio un mondo di bene, però sai che sono abituato a dire sempre quello che penso. E allora? Tu non mi hai aiutato a dare A parte che all'epoca visibilità ti conoscevo meno. alla sentenza, perché lui mi querelò e perse. Sì, Se sì. avesse vinto Parenzo ne avrebbe parlato per mesi interi. Ma no. Ha perso e non hai Vero, dato vero. la dovuta necessaria visibilità. Mea culpa, mea grandissima culpa. Ci sta. Allora, Ti rimetto in bonus, ci sta, bravo. allora, per cui Mauro a un certo punto attraversa questa fase del Covid in maniera viscerale, opponendosi al Covid, dicendo che non esiste e tutto. E dovete sapere una cosa, a me mi hanno accusato anche delle peggiori nefandezze in quel periodo, mi ricordo che fecero articoli contro di me in prima pagina sul Corriere della Sera, Repubblica, personaggi più in vista nel mondo dell'informazione, dicendo che io ero stato sostanzialmente quello che aveva spinto uno a non vaccinarsi e dunque a morire, dunque mi davano sostanzialmente del mandante di un omicidio. Pensa, mi hanno dato del mandante dell'omicidio, ma per la allergia che io ho nei confronti, potevo diventare ricco nei confronti dei tribunali, non feci un cazzo, non ho mai querelato nessuno, non me ne frega un cazzo di queste cose, io non sopporto le querele, i tribunali, una cosa per me insopportabile. Allora a un certo punto che succede? Succede che Mauro fa quella famosa telefonata in cui dice: io sono qui al supermercato con la febbre e faccio l'untore, adesso faccio l'untore con due accanto lì che poi abbiamo rintracciato che erano due ascoltatori di cui una era addirittura incinta, è successo un casino terribile, e io ho detto vattene via da quel supermercato, eccetera. Insomma, vabbè, per farvela breve, Mauro si ammala e io non so che fare a quel punto, perché che faccio? Mauro che prende il Covid, a un certo punto quando peggiora, poi Mauro abita da solo, non ci si poteva parlare, cioè non è che chiamavi qualcuno accanto a lui, cioè la figlia era quello che è, cioè non abitava con lui, l'ex moglie ogni tanto la sentivo ma io non c'avevo il numero. Vabbè, che succede? Succede che io a un certo punto, quando la situazione diventa drammatica, chiamo Zangrillo. Dovete sapere che Zangrillo, all'epoca medico di Berlusconi, nonché ex presidente del Genoa ormai, era un ascoltatore, è un ascoltatore della Zanzara come peggio di voi, era uno addicted, e l'unica persona di cui mi parlava era stato il mio medico tanti anni, prima di diventare medico di Berlusconi. Zangrillo era il mio medico personale appena sono arrivato a Milano, poco dopo divenne anche il medico di Berlusconi, cioè se io avevo bisogno di qualcosa chiamavo Alberto Zangrillo, medico di base, cioè, che non era medico di base, naturalmente veniva a casa mia, eccetera eccetera. Chiamo Alberto e gli dico, e lui era appassionato non solo di Zanzara, aveva Mauro come suo bate assoluto, cioè bate no, ma insomma ammirava da morire Mauro, cioè diceva ogni volta: ma Mauro come sta? Mauro, ma perché non interviene più? Perché poi Mauro passò dei periodi in cui non interveniva perché aveva litigato con me, cioè non è inutile che vi sto a raccontare la storia mia e di Mauro. A un certo punto io chiamo Zangrillo e gli dico: senti, ma Alberto se ne fotterà, ma cerca di farlo andare in ospedale. Chiamo Zangrillo, lo chiama e lui non si convince. Mi ricordo ancora, c'era Genoa-Juventus allo Juventus Stadium, vado a vedere la partita, incontro Zangrillo allo Juventus Stadium in Tribuna Agnelli e gli dico: chiamalo adesso e lo devi convincere ad andare in ospedale. Lo chiama e lo convince. Il giorno dopo, molti di voi lo sanno, va con un tizio che era vestito con uno scafandro da Palombaro, cioè viene uno da Verona con la macchina, perché siccome lui aveva il Covid non se lo voleva prendere, ovviamente era un periodo un po' drammatico da questo punto di vista in cui tutti avevamo il terrore del Covid, io un po' meno, forse tu pure tu ce l'hai avuto, uno vestito da Palombaro dentro la macchina, da Palombaro lo va a prendere a casa, lui mezzo morente, aveva addirittura, com'è che si chiamava la cosa? La saturazione, bravo, la saturazione a 54, è entrato all'ospedale di Verona con la saturazione a 54. Entra, lo portano all'ospedale Borgo, come cazzo si chiama? Borgo Trento, a Borgo Trento, e lo mettono lì. Poi dopo
Purtroppo, secondo me, sì, poi lui litiga con gli infermieri, naturalmente, che mi mettete? Cerca di liberarsi da tutto. Chiaramente entra in una situazione infernale da cui non esce vivo. Però Mauro era un irregolare totale, cioè era un pazzo scatenato, diciamo, era uno che oggi non potrebbe... Non era cattivo? Ma no, vabbè, la cattiveria, adesso chi se ne frega della cattiveria? Ma non era buono proprio, non era al top, cioè non era proprio un buono Mauro, cioè, Mauro era una testa di cazzo, diciamoci la verità. Una enorme testa di cazzo, simpatico. Era uno che diceva quello che pensava. Vabbè, ma grazie al cazzo, quello sì, c'è pure troppo, dai. Cioè... Trovi persone che dicono Ma quello no, che ma per carità, adesso non è che può essere un modello Mauro D'Amanto, adesso diciamo... non ho mica detto questo. Non è un modello, era uno fuori dalla grazia di Dio che io ammiravo per la sua vita sconsiderata, che però era un pazzo scatenato, cioè non era uno, cioè non è uno civile, cioè non è la civiltà, il mondo della civiltà, tu più o meno ancora sei nel mondo della civiltà, no? Grazie per la tua benevolenza. Più o meno sei nel mondo della civiltà. Senti, torniamo a parlare un po' del tuo libro. Vai. Islam. No, andiamo sull'immigrazione prima parliamo di immigrazione. Io nel mio libro di Islam parlo in realtà molto poco. Parliamo di immigrazione. Immigrazione, magari sono connesse anche le due cose. Uguale. Allora, no, sull'immigrazione io faccio un pezzo molto lungo. No, dimmi. No, ti dico io, un pezzo molto lungo Ti ho letto, del libro ho scandagliato, in cui sostengo una cosa molto semplice. Sentiamo. Che credo dovrebbe essere condivisa da tutti gli stati. Ed è la cosa che dico sempre in Hai televisione. fatto l'esempio dell'Australia? Sì, l'Australia è il mio modello, ma l'Australia è un modello per tantissime persone di buon senso. Cioè, che è quello che in Australia, se tu cerchi di entrare illegalmente... Se non hai documento non entri. Cioè, cerchi di entrare illegalmente, non solo non entri, ma non otterrai mai più la possibilità né di entrare né di avere la cittadinanza australiana. Io credo che se noi mettessimo una cosa di questo tipo, una norma di questo tipo, cioè se tu arrivi qua illegalmente, non solo non hai la possibilità oggi di ottenere la cittadinanza o un permesso di soggiorno, ma in futuro non potrai mai più ottenere la cittadinanza italiana. Io credo che sarebbe un provvedimento di buonsenso. E come un provvedimento di buonsenso è quello che purtroppo non ci consentono di fare perché siamo nell'Unione Europea, sarebbe quello, oltre che del blocco navale, anche, dunque io sono molto più a destra in questo caso del governo di centrodestra che poi a destra. Anche questa cosa qua, per cui battersi contro l'immigrazione clandestina sia una cosa di destra, è una cosa ridicola se ci pensate. Perché di destra? Che senso ha dividere destra e sinistra? Secondo voi la sicurezza non ha colore politico. Bravissimo. Secondo voi battersi contro i trafficanti di esseri umani o contro chi da negriero convince le persone a fare viaggi pericolosissimi è una cosa di destra o di sinistra? Secondo vecchio concetto di sinistra e di destra è una cosa molto più di sinistra che di destra, se uno volesse stare a seguire queste cose qua, perché in questo modo proteggi la povera gente, cioè i veri poveri che sono gli africani, a venire qua. Dunque è molto di sinistra questa cosa, se uno volesse restare ai canoni della divisione tra destra e sinistra, ma non c'è dubbio che sia così. Per cui, ma chi è che l'aveva capito? L'aveva capito uno che oggi è considerato una specie di paria nella sinistra, l'ex ministro Minniti. L'ex ministro Minniti del PD, Marco Minniti del PD, qualcuno di voi se lo ricorda, aveva capito che fare gli accordi con dittatori locali e per non far venire i poveracci, li chiamo così non per denigrarli ovviamente, qui da noi, era una cosa di sinistra. È scomparso. Era una roba, no, non è scomparso, vivo, è vegeto dell'Otto insieme a noi. È scomparso, diciamo, politicamente perché è stato ripudiato dalla sinistra. È stato ripudiato, è diventato, non te lo preoccupare, non è scomparso, è diventato un lobbista di grande livello e dunque guadagna molto più di prima e campa in maniera molto più degna di prima. No, politicamente sì, hai ragione tu. Per cui l'aveva capito lui e per cui oggi c'è questo ricatto a cui siamo sottoposti, che è il ricatto del buonismo, il ricatto dell'umanitarismo, il ricatto dell'accoglienza a ogni costo. Cioè ogni giorno ti fanno il lavaggio del cervello che se non accogli come dicono loro e nel modo che dicono loro, che sono le associazioni, il PD, i progressisti, eccetera eccetera eccetera, il Papa, spesso Papa Bergoglio,
se non accogli nel modo in cui dicono loro, Papa Bergoglio, apro parentesi, Vaticano, che ovviamente quando fa la legge su chi può entrare in Vaticano ha le barriere, ha le porte sbarrate completamente, sbarrate completamente. Anche di questo parla nel libro. Sì. Ho apprezzato molto quello che hai detto del Vaticano. Per cui, sì, grazie Enzo. Per cui la questione è molto semplice, cioè parlare di chi entra e chi non entra è fuorviante. Per principio bisognerebbe stabilire che qui non entra se non chi ha un documento e un lavoro. Può entrare solo chi ha un documento e un lavoro. Il resto è fuffa. Quando vi raccontano questa roba qui è perché vi vogliono ricattare, vi ricattano e vi fanno il lavaggio del cervello, dell'umanitarismo, del buonismo, vi ricattano mostrandovi i morti, che sono una cosa drammatica, ma i morti sono il frutto della nostra insipienza, sono il frutto del fatto che noi illudiamo le persone che venendo qui possono essere accolte. Se sapessero che non possono essere accolte, che non ce la facciamo ad accogliere tutti, che il lavoro è impossibile, eccetera, 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 siete sicuri che non partirebbe mai nessuno da quei posti là? È sicuro al 100%. D'accordo. D'altra parte altri paesi l'hanno capito e oggi la sinistra si stupisce che un leader di sinistra come il leader inglese Starmer faccia delle dichiarazioni che nemmeno Vannacci ha fatto. Cioè Starmer, se voi andate a leggere, io le ho lette tutte alla radio e le ho lette benissimo, delle dichiarazioni che ha fatto, poi vediamo se mette in pratica queste cose qui, ha fatto delle dichiarazioni in cui dice non vogliamo irregolari, le nostre frontiere sono chiuse, non possiamo sopportare... Lo dice Starmer non lo posso dire che non c'era quando ho scritto il libro. Il tuo pensiero? No, ma lo per dire, manifesti? cioè Starmer dice delle cose di buonsenso perché ha capito che, ovviamente tutti lo dicono lo dice pro domo sua perché ha capito che è un tema elettorale importante, ma la stessa cosa l'aveva fatto il governo socialista tedesco prima delle elezioni e lo fa adesso questo leader tedesco che c'è adesso. Tutti hanno capito che non si può più scherzare su queste cose perché si perdono i voti e dunque passano tutti su posizioni diciamo vannacciane o su posizioni meloniane, su posizioni della destra. Solo la sinistra italiana non l'ha capito, cioè solo la sinistra italiana continua a parlare di accoglienza indiscriminata, di Il fascismo, continuano, vedono il fascismo dappertutto. no. Per loro c'è il fantasma. È una sinistra che E purtroppo... ho apprezzato quello che hai detto sul fascismo, bravo. Il fascismo è il complimenti. tema di un mio prossimo libro, dunque teniamolo un po'. Sì, ma affronti già Sì, le avvisaglie ci sono in questo libro. Va bene, vai, Senti, dimmi. un tuo pensiero sull'altra scienziata, Sì, chi è? la Thunberg, quella mezza pazzoide che va in giro per il mondo là. Sì, la signora creativa. Sì, vabbè, questo E è... questi che vanno a sporcare dappertutto. Guarda, io... Dedichi un capitolo a questa Sì, roba qua. mi sono divertito molto anche durante lo spettacolo, per chi l'ha visto, a prendere per il culo questi di Ultima, che io ho ribattezzato Ultima Degenerazione. Ultima Degenerazione, io in televisione li piglio per il culo così, perché io non voglio nemmeno ascoltare, sì, poi lo so quello che dicono naturalmente, però a me piace molto prenderli per il culo, rimettendo in onda, e lo faccio a teatro, un vecchio film di Troisi, in cui a un certo punto, non so se vi ricordate, Troisi in alto su una specie di rocca, c'è sotto un prete che dice a Troisi ricordati, e quello sta là che dice ricordati che devi morire. Adesso me lo segno. E qui dice mo me lo segno, mo. Tu da napoletano verace ti ricordi tutto. Mo me lo segno, e sarebbe da rispondere così a questi qua che ti dicono il mondo finirà nel 2030, nel 2050 perché l'uomo ha fatto delle porcherie, perché l'uomo inquina eccetera, dunque noi dobbiamo cambiare stile di vita, noi dobbiamo avere la macchina per forza così, e i sindaci qui si adeguano spesso, dicono, mettono perché sennò li bastonano, mettono tutti i vincoli, dovete cambiare la macchina come diciamo noi, dovete rinunciare al diesel, euro 1, euro 3, euro 3, euro 4, euro 5, euro 6, tutte queste rotture di coglioni. A me spesso per un anno mi hanno fatto la multa perché la mia macchina era euro 5 e euro 4 e il sindaco di Milano aveva deciso senza dire un cazzo a nessuno che euro 4 non andava più bene perché l'euro 4 doveva essere col filtro particolare, ma vaffanculo. Per cui questo per rompere i coglioni alla gente normale che lavora, perché l'influenza di questi provvedimenti qua sull'inquinamento è zero, lo sanno tutti, perché la Cina continua a fare il cazzo che vuole,
fottendosene dei provvedimenti sulle biciclette, dei provvedimenti sui 30 all'ora, dei provvedimenti sulle auto diesel. Per cui Ultima Degenerazione comincia ad avere un certo successo in televisione, comincia ad avere un certo successo nei media. Mi piace quando dice che sei contento, godi quando gli pigliano a calcio in culo. Beh, adesso non esageriamo, io ho detto un'altra cosa, sì. Io dico una cosa, io sono per la massima Il tuo pensiero è quello, sì, certo, il è massimo, scritto, è scritto, sì, per carità. sta barando lui. No, non sto barando, assolutamente, così tu lo dici in maniera molto esplicita, molto brutale, io cerco di arrivarci da un'altra parte. Ho letto il tuo pensiero. Sì, assolutamente. Io dico una cosa, io sono a favore sono per la violenza verbale la più esasperata e sono Hai fatto contrario. l'esempio di quelli che vanno a lavorare, Sì. dove sta scritto che devono interrompere il traffico. Esatto, bravissimo. Sono contro la violenza fisica sempre. Però, quando vedo delle immagini con dei proletari veri, degli operai, gente che lavora, camionisti, un'immagine fantastica di un camionista polacco. Pensate un po', un camionista polacco che trasporta le merci, il quale non è impegnato mentalmente a capire se il mondo finirà nel 2050, nel 2060, nel 2070 o addirittura prima. Deve portare la sua merce da un posto all'altro per prendere uno stipendio. Davanti a questo camionista polacco che guadagna magari 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, che succede? Si palesano dei signori spesso della borghesia, Spesso si mettono anche per terra. dei signori nulla facenti, dei signori non sempre, però molto spesso delle persone che certo non guadagnano come lui, i quali vogliono, sì, che si sdraiano davanti, diciamo, al camion e dunque non vogliono farlo passare e che gli dicono: scusi, si può fermare un attimo ad ascoltare il fatto che lei con questo camion inquina e dunque contribuisce alla fine del pianeta? Questo giustamente aspetta, parla un secondo, 2 minuti, questi dicono no, però poi gli dice levatevi perché io devo andare via, no, perché le vogliamo spiegare che lei con questo camion se non si impegna anche lei per la salvezza del pianeta, beh, i suoi figli eccetera eccetera. Questo a un certo punto tenta di portarli via, questi ritornano, a un certo punto questo non ne può più, prende il camion e passa sopra uno e io ho goduto! Questo è il punto. Siamo al delirio. Ho goduto come un pazzo davanti a quella scena, che vi devo dire? Ho goduto come un pazzo. Tutto qua. Voglio chiederti scusa un attimo. Che mi vuoi chiedere? Ti sei preso gli appunti? Domani in trasmissione però ne parli anche di questo evento? Ha Sì. attirato la mia attenzione fra le tante altre cose Sì, che cosa? che hai scritto il capitolo che riguardava le parolacce e le proibizioni. Sì, Hai detto, virgolettato, sì. le parole possono essere lo sfiatatoio della collera, dell'ira, della rabbia, della frustrazione. Hai detto perché non si può dire checca, frocio, finocchio. Guarda, io faccio, durante lo spettacolo mando alcune ispezioni di film conosciuti degli anni '80 in particolare, in cui si usa la parola finocchio, frocio, eccetera. La gente ride tranquillamente perché le parole in realtà hanno un valore soprattutto, cioè sono state considerate negative alcune parole dalle associazioni LGBTQ+, che le hanno trasformate da parole normali, comuni, utilizzate da tutti, alcune volte per insultare qualcuno, altre volte semplicemente per descrivere qualcosa, le hanno trasformate in parole offensive. E faccio il pezzo di un famoso commediografo americano degli anni '70, Lenny Bruce, il quale faceva un esempio molto chiaro. Pensate un po' alla persona più buonista che abbiamo oggi in Italia, io l'ho trasformato in questo modo, mettiamo che ne so, il Presidente della Repubblica, che è la persona più buonista che c'è in Italia, Mattarella, che esce fuori dal balcone, no, il balcone era un altro, scusate, che balcone superato, che il Presidente della Repubblica Mattarella che continuamente in un suo discorso dice frocio, 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 negro, 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 continuamente senza sosta. Tutte queste parole che hanno un significato così negativo oggi, in realtà diventerebbero improvvisamente utilizzate comunemente o utilizzate ogni giorno, comincerebbero ad avere un significato normale, che è quello che hanno, cioè di descrizione di una situazione, di uno stato d'essere, addirittura del colore della pelle, e non avrebbero l'accezione negativa che, ripeto, il buonismo e l'inclusivismo degli ultimi anni hanno trasformato. Per cui le parole sono parole, diventano volgarità, diventano offensive solamente nella testa delle persone e
a seconda di come ti esprimi e soprattutto di cosa dici. Le parole in sé non sono offensive. Io mi batto contro la trasformazione della parola, e c'è quel famoso film Amici miei in cui ci sono quelli che vanno a dare gli schiaffi alle persone che si affacciano dai treni, che a un certo punto uno dice ma quanto sarebbe bello se fossimo tutti finocchi, no, perché stavano bene tra amici. Questa roba qui non si potrebbe più scrivere, non ci potrebbe mai più essere una sceneggiatura dove compare la parola finocchio. Quello che io non sopporto è il fatto che ci siamo adeguati a questo politicamente corretto. Però facciamo fare qualche domanda, dai. Vai, Lu. Chiedo scusa, io ti ringrazio. Vai, microfono, Enzo. Io ti ringrazio per aver letto il tuo libro, il tuo pensiero già lo conoscevo, mi ha confortato, ti dirò, ma ti ringrazio perché mi hai dato la possibilità di capire che io da anni ho ragione su un fatto importante. Su cosa? Stanno rovinando la lingua italiana. Tu non sai che non segui le mie trasmissioni? No, le seguo, che cazzo? Per me, Prima che le seguo. siamo in concomitanza la sera. Ma ho capito, ma non c'è solo la diretta. Per me esiste ormai un altro ma non mondo. puoi vedere tutta la trasmissione. Io ce l'ho con quelli che si ostinano maledettamente a chiamare i sindaci sindaca. È un'offesa. Io quando sento la sindaca, è bello che anche tanti giornalisti della carta stampata, se tu vedi gli articoli, la sindaca, Tanta gente che tu non puoi immaginare. Tanta gente di destra anche lo fa. Ma sono tutti ignoranti, credimi, ignoranti. E sai perché ti ringrazio? Io parlo come mi hanno insegnato i veri professori di una volta. Sei stato molto gentile. Mi hai portato a conoscenza di una cosa che ha detto per me uno dei peggiori presidenti della Repubblica Italiana. Napolitano. Un certo Giorgio Napolitano. Che però ha ragione in quel caso. Infatti, non lo sapevo e ti ringrazio pubblicamente. Merita una lettura. Ve lo racconto io, cioè Napolitano, fammelo leggere a me che tu oggi Grazie. ti faccio risparmiare la voce se vuoi, no? Ma tu non puoi leggere pedissequamente. tu. Grazie al ministro Valeria Fedeli. Ho scritto io. Lo so, ma voglio vedere, dai. Tu dai il succo, ma le parole. Guarda come te lo leggo bene, guarda come te lo leggo bene. No. Vuoi leggerlo tu? No, ma leggi, voglio dire. E fammelo leggere, se non me lo dai non me lo ricordo a memoria. Allora, cosa scrisse Napolitano a difesa della lingua italiana contro le follie del politicamente corretto? Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Grazie al ministro Valeria Fedeli, era un ministro del centro-sinistra, credo che Valeria non si dorrà, pensa un po', non si dorrà se io insisto in una licenza che mi sono preso da molto tempo, quella di reagire alla trasformazione di dignitosi vocaboli della lingua italiana nell'orribile appellativo di ministra o nell'abominevole appellativo di sindaca. Grande Napolitano, Aldo. Se lo dice Napolitano va bene, se lo diciamo noi invece non va bene. Esattamente. Concluderei così, grazie. Che qualcuno vuole fare una domanda, massimo due. Una domanda, vieni, dagli il microfono. Dagli quella. Lui? Sì, a lui. Poi là. Poi basta. Volevo fare una domanda al sindaco di Milano, Roberto Parodi, si parlava il Paroz. Sì, non lo so, ho letto questa cosa anch'io ieri. Non credo che Roberto sia la persona adatta a fare il sindaco. È un ottimo polemista, un mio amico, ha presentato il mio libro al Salone del Libro di Torino, siamo stati accolti alla grande dalle persone che erano lì, quando era? Il 18 di maggio. È una persona valida, ha lavorato in ambienti internazionali importanti prima di sostanzialmente ritirarsi a farsi i cazzi propri, per fortuna sua, con una dote alle spalle, però non credo che sia la persona adatta a fare una campagna elettorale che a Milano è complicata, a parte che è il 2027, dunque c'è tempo. È complicata perché da tempo, l'altro giorno ne parlavo durante la presentazione del libro di Bocchino a Milano con il presidente La Russa. A Milano da tempo, perché dice il centrodestra non vince, poi se non fotte un cazzo a nessuno, però ve lo spiego qual è la spiegazione, una delle spiegazioni. Primo, perché non candidano gente all'altezza. Secondo, perché da un po' di tempo Milano è diventata una città molto cara, dove si è insediata una borghesia medio-alta, ricca, che vota a sinistra, e dunque quella che era la piccola e media borghesia
diciamo che votava tradizionalmente il centrodestra si è spostata in periferia nei paesi limitrofi, perché le case costano meno, perché la vita costa meno, eccetera. E infatti in quei posti che erano tradizionalmente di sinistra il centrodestra vince, ma non vince a Milano perché c'è un'altissima borghesia che ormai, che come sappiamo vota PD, non c'è nessun milionario che a Milano vota, pochissimi, cioè il 90% dei milionari di Milano votano tutti PD, ma tutti a spada tratta. Comunque questo ti fa capire molte cose. E per cui però non credo che sia la persona adatta, e questo ti fa capire però se è vera questa cosa, un po' la disperazione del cercare un candidato del centrodestra a Milano, perché è complesso, perché io punterei sempre su persone di partito. Ho detto da sempre che il candidato migliore è Salvini, che è milanese e che dovrebbe un po' sporcarsi le mani facendo il sindaco, però capisco che uno che fa il ministro o vicepresidente del consiglio poi non voglia fare il sindaco a Milano. Chi c'è? Veloci ragazzi, vai. Prego. Tocca Magnasse, no? Qua. Domanda facile facile. Il suo ospite preferito, quello che le ha dato di più, prima uomo poi donna? Nessuno, tutti. Enzo, sicuramente Enzo. No, io lo dico sempre, lo sanno tutti. Enzo, qui presente De Carli, mitico Mirko De Carli, eccolo qua, uno dei miei preferiti. Uno dei miei preferiti. A me piacciono le persone che non hanno paura, che dicono le cose come stanno, anche le cose come quello che pensano, per cui no, tante persone, Gianluca sicuramente, molte persone che stanno qua. Donna, non faccio distinzione tra uomo e donna, me ne fotto, non mi fare domande assurde. Lui ha una grande abilità, credetemi, li va a cercare col lanternino gli ospiti. Da dove li prende non lo so, dalla giungla, dappertutto. Specialmente quando vado io là, mi metto a confronto con i personaggi più strani. E poi c'è una scienziata, che io la chiamo la scienziata, dico anche stasera c'è questa qua. Complimenti per la scelta degli ospiti. È la mia preoccupazione principale, quella di far trovare un menù di fronte a Enzo, un menù particolare, diciamo, no? Tutti ricordano questa scena mitica tua col Maranza, no? Che dice Enzo? Diventata iconica, Con io che ti fermo, con io che ti blocco. Anche lui ha avuto paura, perché ha visto che io mi stavo andando. Non so, lui me l'avrebbe dato perché è più giovane di me, ma credetemi, ve lo giuro davanti a Dio, sul mio onore, ero partito in quarta per prenderlo. O lui o io saremmo caduti quella sera. Maranza del cazzo. Chi c'è ancora? Domanda sul libro, ultimo capitolo, come si fa ad andare a disoneste con Razzi? Allora, il tema della prostituzione purtroppo non l'abbiamo toccato, ma era un tema caldissimo. E lo so, hai capito ragazzi, non è che possiamo fare l'epopea qui, altrimenti facciamo l'epopea Ah, ce l'avevi segnato? Sei andato qualche volta tu a Mignotte? Io sono stato sverginato da una puttana. Viva! Non mi vergogno di dirlo. Io a Napoli ho scopato solo con una puttana e basta. Nulla questio, come si dice? Questo, ma lì erano nulla altri questio, tempi. Lì te la facevano odorare, si andava a ballare. Cioè, tu dici per le donne, diciamo, non puttane, diciamo, e la facevano solo odorare. Neanche toccare col dito, e poi io tornavo a casa. Ragazzi, questo è uno spettacolo. Ho cominciato a vivere, e non mi vergogno di dirlo, a Venezia. A Venezia, sì. La mia città adottiva. Te la ricordi 22 come anni. si chiamava la puttana con cui hai scopato a Napoli? È interessante. No, mi ricordo. Te lo ricordi? Ma la ricordo, era ben pianta, e per questo era più grande, dunque sarà morta, dici? Sì. Sei sicuro? Avrà avuto, io avevo 18 anni, lei avrà avuto pensando di chiamarla sui 35. Maddalena si chiamava. Maddalena. Provai talmente gusto 35, che per dunque, 4 35 mesi nel... andavo una sera sì e una sera no. Troppo vecchia purtroppo. No, troppo vecchia, sarà morta. E lei mi aiutò perché vide, era una giornata brutta, faceva freddo, lei c'erano fuori. Ricordi la giornata della prima volta? Ecco, sono cose che non puoi dimenticare. Era una casetta semi-abbandonata verso Arzano, siamo un po' fuori Napoli. Che cazzo è? La questura. La buon costume di Napoli che volete.
Metti in onda, rampazzo, metti in onda. Non c'hai l'arte, dai, l'improvvisazione, cazzo. Manda in onda sta telefonata. C'è una sveglia, Pronto? Chi è? Chi è sto coglione? Era un amico che voleva sapere sicuramente. Microfono! Aspettalo. Andai in questa casetta disabitata Arzano, hai detto, a Arzano. Andai con mio Facci qualche cugino che era più indicazione che la grande. rintracciamo, se è ancora viva la rintracciamo. No, figurati, è impossibile. 35 che anno, scusa? Anno? Correva l'anno 1000, no, dunque se era verso il 65. Dunque 35 anni, 65, perché è complicato? Sono passati quanti? Quasi 40? Magari 60, 95. E mi ricordo che lei capì il mio dramma. Ti giuro, se becco Io non Maddalena avevo mai a 95 anni viva, che ancora si ricorda di te, Faresti uno scoop, faccio 20 puntate. Faccio 20 puntate, 20, ti prometto 20. Però dammi qualche indicazione, magari c'è qualcuna più giovane che ti sei scopato qualche altra prostituta. a Napoli soltanto lei. A Venezia? Poi a Venezia Di tutto. Prostituta. non a livello di prostituta. Giuseppe Cruciani, no, No, quello lascia perdere. ma mi sono difeso bene. Quelli sono record inarrivabili. Però è il caso di dire, Però- anche perché io ho avuto la fortuna di fare l'università a Venezia. Sì, ma a Venezia, Le mie ferie le facevo a c'è- Venezia. Quanta prostituzione c'era? Nulla, ai miei tempi non Per cui non sei andato a prostituta a Venezia? Mai. Ah, solo a Napoli sei andato? Solo a Napoli. Mi ha sverginato una puttana. E poi? Sì, e non ti dico, Sangue, no? Ti è uscito il sangue dal pisello? questa mi vide impacciato, avevo 18 anni, non avevo mai fatto l'amore, capì subito, anche perché c'erano i miei amici. Ma ti tirava all'epoca? Cioè, eri... Fu lei brava, mi condusse. Ti condusse. Devo a lei. Infatti io la ricordo sempre, perché non avevo alcuna esperienza. Poi eri più magro, diciamo la verità. Ero 35 kg meno, figurati. Ecco. Ero un bel ragazzotto. Ti potevi muovere con facilità. Giocavo a calcio. Ti muovevi con facilità. Esattamente. C'erano quelli là fuori alla porta che guardavano, Chi? incuriositi. Che cazzo era? C'era mio cugino. C'è un set porno? Sì. Ma perché? Uno quando va a puttane di solito io lo Sì, perché eravamo in gruppo, no? Eravamo in gruppo. Ah, c'era il gruppo. Era un gruppo. Ah, c'era il gruppo che per il tuo sverginamento. Esattamente. Loro sapevano che io non avevo mai fatto l'amore ed erano Ma pronti si lì. usava. Ed erano pronti lì sicuramente ad attaccarmi se io avessi fallito alla grande. Ecco perché Questi ricordo. purtroppo sono le ricadute dell'eliminazione dei bordelli. Se ci fossero stati bordelli sarebbe stato Ecco, molto meglio. un'altra cosa dove ti volevo portare io, la Erano i riapertura. bordelli. La riapertura delle Ma case ce la di Torino. faremo, ce la faremo. Ho È parlato con Salvini. è una mia battaglia che porto avanti da 25 anni. Vabbè, adesso- Risolveremo il problema endemico del debito pubblico. Ma non è che non diciamo cazzate. Credimi! Stai esagerando. In 2 o 3 anni, No. credimi! Ma no, perché non è così. Non Entrerebbero è che- nelle casse dello Stato. Sì, entrano dei soldi, ma non è che risolvi il debito pubblico con le puttane. All'italiano piace la figa, lo vuoi capire? Sì o no? Ma come te lo devo Però, dire? mi stavo finendo. Sì, ma il debito pubblico non lo puoi risolvere il debito pubblico. Ma diciamo, da Credimi, un piccolo contributo. entrerebbero. Tu dici che ci sarebbe un'esplosione da questo punto di vista. Ma ne sono convintissimo. Da tutti i punti di vista un'esplosione, diciamo. Ma ci sei- Un'eruzione, scusa. Credimi, entrerebbero Tutta pessima. Vabbè, tanti soldi nelle casse dello vabbè, Stato. comunque andiamo avanti con questo. Abbiamo la ricetta dietro l'angolo Il racconto e finale. non la sappiamo prendere, e questo è il dramma. Lo so, hai ragione. Perché io so. l'Italia Almeno è dici, pieno di fatto- bigotti. Questa è la Sono realtà. andato con Salvini e con Efeballa a filmare un disegno di legge anni fa che lui poi Speriamo. ha ripudiato. Sarebbe Almeno la di- salvezza dell'Italia. Sarebbe- Apri un bordello. ti dico. Penso che lo saprei gestire alla grandissima. Credimi, sono convinto che lo saprei gestire alla grandissima. Va bene, comunque finiamo con una bella cosa, con questo tuo ricordo del pubblico che ti guarda mentre scopi, cioè mentre scopi per la prima volta. Questo è un bel ricordo, come se ci fosse questo pubblico. Non era questo pubblico qua, erano E 3, devo a 4. Maddalena. Quanti erano? 4-5 che guardavano? Erano 5-6. 5-6 che guardavano, tu non Con- eri imbarazzato mentre guardavano? È chiaro, infatti loro Infatti contavano questo- sull'imbarazzo tu, per poi mettermi alla berlina dopo. Per Tu dire, vedi? non ti ha tirato, non ti tirava. Non sei stato capace. Eh. Invece questa Maddalena capì, te lo giuro davanti a Dio, sull'onore della mia famiglia. Vabbè,
non c'è È bisogno. sacra! Non c'è È bisogno. sacra! Ah, non c'è Lei bisogno. mi aiutò, capì? Se potessi riabbracciarla, la abbracceresti adesso. Alla grandissima. Mamma mia, se te la scopro. Cercala Giuseppe. Se te la trovo, amico mio. Mi Se te la spogliò, eccetera. Mi prese l'organo, tutto freddo, là. Beh, Insomma, in mezzo al buio. Vabbè, comunque, andò ad esplorare lì, andò ad esplorare. Fece in modo. Preliminari ci furono? No, No, vedi. No, vedi, no. Preliminari no, perché le puttane no, è difficile con le puttane i preliminari. dovete sapere che a me piace baciare la fica alla Sì, no, per grandissima. questo lo sappiamo. Non entriamo nei dettagli. Io perdo dai 20 ai 30 minuti. E ti segnalo che c'è sempre stato prima il saluto del sindaco, cioè è un appuntamento, diciamo, che ha una sua istituzionalità. Che è un caro amico anche, Sì, ho fatalità. capito, però sai, poi gli vanno a dire al sindaco sei andato in un posto dove poi hanno parlato di baciare la figa. Allora dico, Vabbè, ma non potrebbe è, avere dei problemi in giunta. ma non è un reato. Ma, no, non è ma un lo so reato, benissimo che non è un reato. reato, ma che ti devo fare? Anzi, se si baciasse di più la figa, ci sarebbero meno gay. Vai, allora, comunque, è finita bene quell'appuntamento con Maddalena? Sì, alla grandissima. Cioè, Era una sensazione. bella. L'eiaculazio ci fu? È la prima volta. L'eiaculazio ci fu? Sì, alla grande, alla grande. Alla grande. Ma preservativo o senza preservativo all'epoca? Purtroppo senza preservativo. Dramma questo è brutto, eh? Sarebbe venuto a dire sì, Sifilide, De ma Candida. erano altri tempi. Erano altri tempi. No, agli altri tempi Quasi c'era 60 anni fa. Sifilide, c'era uguale, no? Comunque, non hai mai avuto un cazzo tu? No, per fortuna, per fortuna. Che culo. Cioè, sei andato con una mignotta di 35 anni senza preservativo. Oggi ti manderebbero in galera. Vabbè, comunque. Poi a Venezia è venuto fuori il tutto, insomma. Va bene, qual era la domanda sulla prostituzione? Qual era? Non mi ricordo. Io avevo detto come si fa ad andare a disoneste con Razzi. Ma no, ma Razzi non è andato perché Razzi all'epoca era deputato della Repubblica Italiana e dunque non poteva andare, poi magari non gli andava nemmeno, per cui sono andato per fare le mie indagini sociologiche sulla prostituzione. Questo. In due occasioni, una a Lucerna a casa sua e l'altra a Zurigo, ma è l'ultima volta che sono andato a puttane in vita mia, che risale ormai a più di 10 anni fa, per cui ragazzi, cioè, esperienza terribile che non ripeterò mai più, ma perché non mi diverto fondamentalmente, non mi sono divertito, poi ognuno c'ha. Poi ho fatto il giudice pagato, ho fatto sì a Welcome perché appunto, ma non è che ho scopato a Welcome, c'era no, ti giuro, ti posso assicurare. Allora, ragazzi, ma che problemi avrei a dirlo? Non avrei nessun problema a dirlo. Allora, io sono stato, eravamo io, Rocco Siffredi, non mi ricordo chi altro, abbiamo fatto i giudici della migliore puttana del bordello. Era una specie di reality, vi assicuro, una specie di reality lì, una cosa terribile, meno male che non ci sono le immagini, cioè perché erano proibiti i cellulari dentro naturalmente il bordello. Eravamo io, Rocco, un culturista austriaco, una cosa terribile, il miglior culturista austriaco e non mi ricordo chi altra, è una donna, non mi ricordo chi era, anche lei una pornoattrice, erano lì, eravamo in 4 a giudicare la migliore puttana del bordello, una cosa lunghissima che è durata tipo 2 ore e mezza, una cosa folle, gente che squirtava, c'era qualsiasi cosa, c'era una roba agghiacciante. Mi sarebbe piaciuto partecipare, credimi. Non lo so, credo. Per cui erano una marea di gente, sudore, gente che votava, non si capiva un cazzo. Dopo 2 ore e mezza non ce la facevo più. Il proprietario del bordello, che è un mio amico, si chiama Christian, che adesso che ha in gestione Welcome, adesso un altro l'andiamo. Diciamo, me lo fai venire Un in italiano. trasmissione? Sì. No, Me lo fai venire ospite in trasmissione? quando vuoi, sì. Vuoi il gestore italiano del bordello per esaltare la trasmissione? Alla grandissima. Te lo faccio, Già vedo la trasmissione te lo faccio- come l'ha imposto. Te lo faccio venire quando vuoi, Enzo. Guarda, Quando vuoi. sul serio, Ma sul serio, fammi chiamare dai tuoi assistenti. Non ne hai. Ale, ricordami. Sì, Ale, ricordati. E dunque facciamo questa. Però poi alla fine capisci che succede? Stai lì, questo il proprietario mi dice guarda, scegli chi ti pare, gratis, offro io. E io dico guarda, ho sonno, me ne vado a letto, ho detto. Non ce la facevo fisicamente, che ti devo dire? È così. Non ci credere, ma è così. Lo so. Hai letto con chi? Va bene, chi c'è? L'ultima, dai, l'ultima tu, amico mio, dai, forza, veloce. Il microfono? Aspetta. Dai il microfono, forza. Che ora si fa? Alle 8. L'ultima. Ok, vai, ultima. Vorrei che mi elencaste almeno 3 motivi per cui andare a letto con una donna che ha il pelo sotto piuttosto che una senza. Perché io proprio diretto così, vai. Sì, perché io Puoi mettere ancora più in difficoltà il sindaco Sì, perché io sono del 94
E tra gli amici e coetanei dico sempre che preferisco la donna con il pelo per una questione di odore, eccetera, eccetera. Ma tutti mi danno del pazzo. Hai dei gusti eccezionali. Ecco, tutti mi danno... Io alla figa con i peli. No, Qua non si capisce più niente. esatto. Sto Prima che la cosa modernismo prenda- sessuale non mi convince assolutamente. Prima che la cosa prenda... Abbiamo scoperto la cosa più bella. Ecco, Andavi prima a che la vedere, cosa prenda... ti andavi a una rendere sbagliata, conto, andavi in perlustrazione, vedevi, ma non capisci più basta, ti trovi sta roba qua, fai fatica a dialogare. Prima che la cosa prenda una Fai piega fatica sbagliata... a dialogare, ragazzi. Fai fatica a dialogare. Non esageriamo, però. E come detto... Vabbè, adesso non è che puoi fare monologo tu. Vai. Qual è la domanda? Qual è la domanda? Di elencarmi almeno 3 motivi per cui andare con una donna pelosa Te l'ha sotto. già detto, la perlustrazione, l'odore, riduciamo questa... dialogo. E il dialogo, bravo. Perlustrazione, odore, dialogo. Sì, esattamente. Guarda, io sono un cultore della materia, come si direbbe, e per me non c'è paragone, però sai, sono anch'io della vecchia scuola, non sembra, ma ho quasi 59 anni, per cui pur ovviamente dimostrandone di meno, però ti dico, la differenza io la riduco a una sola, detta in maniera aulica, perché siamo qui in un posto che non ci può consentire di essere troppo scurrili e troppo volgari più di quello che già non siamo, ed è questa: esistono 2 cose, la personalità e l'anonimato. Allora, il pelo è personalità, perché il pelo è per natura diverso, distingue una vagina, una figa da un'altra. E il petto di pollo è tremendamente uguale, e dunque c'è l'anonimato. Siamo nel campo dell'anonimato. Mi perdoni quel ragazzo che è lì, che è minorenne, che forse è il figlio di qualcuno, spero che sia il figlio di qualcuno, però questo è. Dunque, da una parte c'è l'anonimato e dall'altra la personalità. Io preferisco la personalità, dopodiché non si butta via nulla mai. Posso dire, Giusto? sono d'accordo al 100%. Ragazzi, viva la libertà! Aspetta. Dobbiamo chiudere, io starei ore qua, Aspetta, ma una poi cosa dobbiamo... importante. Devo chiedere scusa A chi? a qualche genitore per qualche ragazzo minorenne. Uno ce n'è, consapevole del Pippo, posto. perdonami se mi sono lasciato andare. E poi un consiglio per gli ultra settantenni. Ce ne sono pochi però ultra settantenni. Qualcuno c'è. Non perdete mai le speranze, perché finché c'è lingua e dito, l'uomo non è mai finito. Grazie, ciao, grazie.